Buongiorno, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Terribile incidente ieri sera sulla 28 tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo. Un SUV a forte velocità ha travolto una Panda distruggendola e causando la morte di due ragazze. Due bimbe sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Due vite spezzate, quelle di due cugine ventenni altrettante in pericolo, quelle di due sorelline, una di 2 anni e mezzo e una di pochi mesi. Questo il bilancio del drammatico incidente accaduto ieri sera alle 19:40 sulla A28 tra Azzano Decimo e Villotta. La dinamica, in corso di ricostruzione da parte della Polstrada di Pordenone, racconta di un Land Rover Defender guidato da un bulgaro residente a Pordenone che a forte velocità in direzione Conegliano ha prima colpito una Fiat 500 dove viaggiavano i genitori di una delle due vittime e poi è carambolato distruggendola sulla Panda con a bordo le 4 persone. Nell'impatto hanno perso immediatamente la vita Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano. Inutili soccorsi arrivati in massa dal 118 e il soccorso compreso. Per le due non c'era nulla da fare. Miracolosamente sopravvissute le due bambine che si trovavano sul sedile posteriore, trasportate in gravi condizioni, ma pare non in pericolo di vita, all'ospedale di Udine. Solo lievemente feriti, ma in forte stato di shock, gli occupanti della 500 che hanno assistito alla scena che li ha privati della figlia Jessica. Sono dovuti ricorrere alle cure mediche per il devastante impatto emotivo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pordenone. Il tratto tra Azzano e Villotta è rimasto chiuso fino a oltre mezzanotte. Il cittadino bulgaro che ha causato l'incidente mortale di ieri sera dopo l'impatto ha cercato di fuggire nei campi, ma è stato fermato dalla polizia e accusato di omicidio stradale. Esami in corso per l'eventuale uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Lo schianto in A28, che è costato la vita a 2 giovani ragazze, secondo la ricostruzione della Polstrada, è stato causato da un cittadino bulgaro residente a Pordenone che era alla guida di un Land Rover Defender finito a ruote all'aria dopo la collisione. L'uomo, dopo l'impatto, nonostante qualche ferita, è fuggito a piedi scavalcando il guardrail. Il suo tentativo di sottrarsi alle responsabilità è stato interrotto dai poliziotti che lo hanno rintracciato qualche ora dopo in mezzo ai campi limitrofi al luogo dell'incidente e posto in stato di fermo su disposizione del PM di turno. La procura di Pordenone si sta occupando della vicenda. A carico dell'uomo possibile un'accusa di omicidio stradale aggravata dall'omissione di soccorso e da ulteriori conseguenze se dagli esami sull'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti dovessero emergere positività. Il cittadino bulgaro inoltre aveva sicuramente pigiato sull'acceleratore ben oltre il limite consentito, il che, dopo lo scontro con una prima auto e la successiva carambola che ha spezzato la vita delle due ventenni, è stato determinante. Anche su questo punto saranno fondamentali i rilievi della Polstrada di Pordenone guidata dal comandante Guglielmo Vavaresco. In leggero miglioramento ai dati della pandemia in regione, scende il numero di persone in isolamento, 61.742. Diminuiscono anche i contagiati, calati di 4.874 in un solo giorno. Ieri si sono registrati 505 ricoveri in area medica, 31 più di sabato, 43 le persone ricoverate in terapia intensiva, 8 i decessi. La più anziana, una donna di 91 anni, i più giovani, un 64enne di Tarcento, una 65enne di Trieste, una cinquantina i contagi tra il personale delle aziende sanitarie, 40 i positivi tra gli ospiti delle residenze per anziani e 22 operatori. Aggiornata la mappa del contagio, numeri impressionanti nella destra tagliamento, mentre sono solo 2 i comuni Covid-free presenti in regione. Anche se il picco sembra ormai superato, nel capoluogo della destra a tagliamento, ma in generale in tutto il Friuli occidentale, la quarta ondata Covid sta colpendo ancora duro. Savogna e Resiutta sono gli unici 2 comuni Covid-free della regione. Prendendo come riferimento l'indice di prevalenza, numero dei contagi ogni 1000 abitanti, la Venezia Giulia e il Pordenonese sono le zone dove i contagi sono più alti. Si salvano l'Alto Friuli, il Tarvisiano, la Carnia, la Bassa Friulana, Udine e la suo Interland. Sono 5.001 le persone attualmente positive a Trieste, circa la metà a Pordenone con i suoi 2.294 casi, presenta però uno degli indici di prevalenza più alti, 45,4% della regione, quasi doppio rispetto a quello del capoluogo regionale, 24,7%.
Circa 1000 persone si sono fatte vaccinare ieri a Trieste al Molo IV, dove per tutta la giornata c'è stata la possibilità di farsi somministrare il vaccino senza alcuna prenotazione. Molti sono stati giovani lavoratori che hanno approfittato della giornata festiva per evitare di assentarsi dal posto di lavoro. A tratti si sono formate lunghe file nonostante il ritmo di somministrazione che in alcuni momenti della giornata ha raggiunto il ritmo di ben 100 dosi all'ora. Analoga iniziativa sempre ieri a Gorizia, dove l'app vaccinale è stato allestito nei locali della fiera alla periferia della città. C'è attesa per le decisioni del Consiglio dei Ministri, che oggi dovrebbe decidere la proroga delle misure di contrasto al Covid. Nessuna novità ci dovrebbe essere per i criteri di assegnazione dei colori. Archiviata la complessa elezione del Presidente della Repubblica, riconfermato Sergio Mattarella, il governo ripartirà questa mattina dalle nuove regole per la gestione della pandemia. Non sarà un Consiglio dei Ministri semplice, visto gli attriti che si sono generati tra le varie anime del governo, ma è fondamentale rinnovare il provvedimento che era stato emesso prima di Natale, in scadenza domani. Il documento, che verrà varato dal Consiglio dei Ministri, confermerà l'obbligo di mantenere la mascherina anche negli spazi aperti, compresa la zona bianca. Novità anche sulla scadenza del Green Pass, che con domani sarà obbligatorio per accedere in quasi tutti i negozi, ad eccezione degli alimentari. Verrà tolta la scadenza dei 6 mesi per chi ha effettuato la terza dose del vaccino, mentre resterà di 6 mesi per chi ha completato il primo ciclo vaccinale. Resta il nodo discoteche, che dovrebbero rimanere chiuse sicuro fino a metà febbraio, ma l'esecutivo potrebbe decidere di estendere lo stop a tutto il mese. Sui nuovi metodi di calcolo dei colori invece la decisione dovrebbe essere rinviata a giovedì, visto che al momento non è fissato nessun incontro con le regioni, con cui invece la volontà è di avere un canale di dialogo aperto. Ancora aggressioni ai giornalisti durante manifestazioni contro il Green Pass. Questa volta è successo a Sacile, dove sabato scorso un giornalista fotografo del quotidiano Il Gazzettino di Pordenone è stato aggredito, prima verbalmente e subito dopo fisicamente, da un cittadino, successivamente identificato dalle forze dell'ordine, che partecipava alla manifestazione autorizzata Aperitivo No Green Pass. Il giornalista è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Assostampa, Friuli Venezia Giulia e Ordine Regionale dei Giornalisti in una nota esprimono solidarietà al giornalista. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha detto il presidente Beppe Giulietti, continuerà a costituirsi parte civile nei processi contro chi è accusato di aggressione e minacce nei confronti dei colleghi. Intanto ieri e sabato, primo weekend in zona arancione in Friuli Venezia Giulia, e conseguente obbligo di Super Green Pass per poter entrare nella maggior parte dei negozi dei centri commerciali. Una situazione che ha portato un leggero calo di affluenza per i commercianti, ma anche ad una sensazione di maggior sicurezza per la clientela. Obbligo di Green Pass nella maggior parte dei negozi dei centri commerciali, e se per i negozianti questo non sembra aver creato grossi problemi, anche perché sembra che l'afflusso sia sostanzialmente quello degli scorsi weekend, pare che invece la clientela si senta più sicura. Chi ha fatto il Green Pass vuol dire che ci tiene alla salute per sé e per gli altri, cosa che gli altri non fanno. E lei si sente più sicuro così? Sicuramente sì, ecco perché sono venuto. È già pronta col Green Pass? Sì, io sì, nessun problema per me. Come sta andando? La gente, l'afflusso? Vedo più serena, più tranquilla, l'afflusso è normale, entrano senza problemi e se lo chiediamo lo espongono anche loro. Quindi non sono infastiditi dal dover esibire il Green Pass? Quello no, non abbiamo trovato nessun tipo di difficoltà. Alle domeniche precedenti il flusso di gente è leggermente minore, però comunque ci sono e noi siamo molto fiduciosi che ci sia comunque sempre gente. Si sentono tutti un po' più sicuri, anche voi? Sì, assolutamente sì, e appunto vediamo la gente contenta e questo ci rende contenti anche noi. Fino adesso non abbiamo avuto nessun disguido, anzi sono proprio i clienti stessi a entrare e a mostrarci loro di prima iniziativa il Green Pass. Uno scheletro è stato ritrovato sul Monte Quarin a Cormons. L'identità rimane ancora ignota, ma si ipotizza possano essere i resti di un uomo scomparso 2 anni fa. A Cormons ci si avvia a risolvere un mistero che va avanti da 2 anni. Ieri mattina sono emersi sul Monte Quarin i resti di un uomo, uno scheletro dall'identità ancora ignota, ma che potrebbe essere riconducibile a Roberto Volo. Il 62enne di Faradisonzo è scomparso nel nulla il 27 febbraio 2020, proprio a pochi metri di distanza dall'anfratto in cui sono riemerse le ossa.
All'epoca le ricerche proseguirono fino in Slovenia senza riuscire a trovare alcun indizio. Gli unici suoi resti erano dati dalla sua Fiat 500L, parcheggiata proprio sul monte. Lo scheletro è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia, che coordina le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. La macabra scoperta è stata fatta da un escursionista con l'arrivo sul posto degli speleologi. In Friuli Venezia Giulia le imprese in cui la partecipazione di persone fisiche non nate in Italia risulta superiore al 50% sono 12.777, pari al 12,7% del totale. Quanto risulta da un'analisi del centro studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, secondo la quale queste imprese hanno retto bene in termini di iscrizioni anche nel biennio del Covid, mentre le italiane hanno ripreso il saldo positivo solo a fine 2021. Ed ora andiamo a Pordenone, stazione ferroviaria priva di servizi. Il consigliere regionale Bolzonello ha presentato un'interrogazione. Intanto nella parte esterna sono decine le biciclette abbandonate. Nella stazione dei treni di Pordenone da tempo mancano dei servizi. Come se non bastasse la chiusura dell'edicola, da mesi anche il bar interno ha abbassato le serrande. Il caso è monitorato dal consigliere regionale Sergio Bolzonello, che ha presentato un'interrogazione. Dopo gli interventi di riqualificazione, la struttura è in stato di abbandono, priva dei servizi rivolti al pubblico prima presenti, creando dei comprensibili disagi ai viaggiatori. Rivolgiamo un appello alla Regione, ha detto, affinché ridia dignità alla struttura, attivandosi per la riattivazione dei servizi oggi inesistenti. Questo per la parte interna. La parte esterna invece si presenta con decine di biciclette abbandonate, arrugginite, senza sella o addirittura senza ruota. Il vice sindaco Emanuele Loperfido ha garantito che prossimamente le stesse verranno rimosse. È sufficiente farsi un giro nell'area adibita al parcheggio delle bici per rendersi conto come esista una sorta di cimitero dei velocipedi, rimasti senza un proprietario, mezzi che nessuno reclama e che tantomeno reclamerà mai. Stiamo parlando di bici vetuste arrugginite, spiega Loperfido, molte volte senza sella o manubrio. Il fenomeno dell'abbandono è sempre esistito in città e si acuisce soprattutto durante il periodo estivo, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico. I controlli da parte degli agenti di polizia locale sono costanti, pertanto le biciclette posteggiate in stazione da diverso tempo e soprattutto vandalizzate verranno rimosse quanto prima. Il telegiornale termina qui, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.